In un piccolo villaggio chiamato Nazareth, dove le case si arrampicavano dolcemente sui pendii collinari e i tramonti dipingevano il cielo di colori vivaci, viveva un uomo di nome Giuseppe. Non era un uomo qualunque, ma uno che portava nelle sue mani non solo gli strumenti del suo mestiere, ma anche il cuore di un giusto, di un padre devoto e di uno sposo amorevole. Giuseppe era un falegname, un uomo che lavorava con il legno, trasformandolo con abilità e cura in oggetti che arricchivano la vita quotidiana delle persone del suo villaggio. Ogni giorno, dall'alba al tramonto, si poteva sentire il suono della sua pialla, il ritmo dei suoi colpi di martello, il canto della sega che tagliava il legno. Era una musica del lavoro, un inno alla dedizione. Nonostante fosse discendente del grande re Davide, sposo della Madre di Dio e padre putativo del Verbo incarnato, Giuseppe non si lasciava distrarre dalla grandezza di ciò che la provvidenza gli aveva affidato. La sua umiltà era la vera grandezza, quella che gli permetteva di abbracciare con gioia il suo mestiere, di trovare dignità nella fatica e nel sudore. In lui il lavoro non era un peso, ma una preghiera, un modo per onorare Dio attraverso le azioni quotidiane, per provvedere alle necessità della sua amata famiglia. Giuseppe sapeva che ogni tavola che piallava, ogni porta che costruiva, ogni incarico che portava a termine era un atto d'amore verso Gesù e Maria, e in questo amore trovava la sua gioia, la sua pace. Anche nei momenti di silenzio, quando le parole non bastavano, era il lavoro delle sue mani a parlare, a raccontare la storia di un uomo che, nonostante la sua grandezza spirituale, non disdegnava il lavoro umile. Giuseppe era la dimostrazione vivente che la santità si può trovare nella vita quotidiana, nelle azioni semplici, nel servizio silenzioso. Il sabato, giorno di riposo e di preghiera, Giuseppe lasciava l'officina, ma il suo cuore continuava a lavorare, a meditare sulla bontà di Dio, sulla sua fiducia in quella provvidenza che non aveva mai fatto mancare nulla alla sua famiglia. E quando le circostanze lo chiamavano altrove, quando Dio gli chiedeva di intraprendere viaggi per proteggere e nutrire il fanciullo divino, Giuseppe rispondeva con prontezza, con fede incrollabile. Il suo non era un lavoro come gli altri, era un ministero sacro, una missione affidatagli dalla provvidenza. Nutrire il Salvatore del mondo con il frutto del suo lavoro rendeva ogni goccia di sudore preziosa, ogni stanchezza degna di essere sopportata. Giuseppe sapeva di essere benedetto tra tutti i lavoratori, perché nelle sue mani si era affidato il futuro della salvezza. E così, con il canto nel cuore e la preghiera sulle labbra, Giuseppe viveva i suoi giorni,
testimone silenzioso di una fede che trasforma il quotidiano in straordinario, il lavoro in una via di santità. Nel suo esempio troviamo l'invito a vedere nelle nostre vite quotidiane l'opportunità di servire Dio, di amare con tutto ciò che siamo, di trovare nel nostro lavoro, qualunque esso sia, un cammino verso la beatitudine. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.